Eccoci qui al Parco Naturale Regionale della Lessinia. Ci troviamo precisamente nella Val d'Alpone, una valle famosissima per la sua cultura, per i suoi fossili e per le sue formazioni rocciose stratificate. Questa valle è talmente bella che è candidata come patrimonio dell'umanità per l'UNESCO. E dunque qui sono insieme a Massimo Cerato, che con la sua famiglia è stato definito pescatore del tempo, che ha visto una piccola testina di pesce. Sì, c'è un pezzettino di pesce, vediamo se all'interno c'è qualcosa in più, insomma, bisogna aprirlo con lo scalpellino. Ottimo, dunque adesso con lo scalpellino apriamo e vediamo se c'è. Proviamo. La parte restante del corpo. Ecco. Vediamo se c'è o non c'è. Sì, guarda, eccolo qua, guarda, è un antenato della sardina, vedi? No, fantastico. Mettiamo qua la testina, eccolo qua. Bello, dopo questo qua bisogna in laboratorio assemblarlo un po' e metterlo a posto, perché logicamente i fossili qui si trovano anche rotti, diciamo. Certo. Sì. Poi questa è la controimpronta, quindi questa va messa qua. Ok. Questo pezzettino qua va messo qua. E quindi alla fine escono tutte e due le parti, no? Perché il pesce apre a metà. Così, vedi. Un pesce appena aperto è molto più bello di un pesce esposto al museo, perché devi pensare che i pesci di Bolca li trovano da molti anni e quelli esposti al museo subiscono un processo di ossidazione con la luce artificiale, l'aria. Invece un pesce appena aperto i minerali sono integri e quindi sono vivaci. Brilla proprio. Si vede proprio tutto. È molto più facile, diciamo, studiare un pesce appena trovato che un pesce in deposito da 100 anni, perché qualcosa si perde. Wow. Vieni a visitare il Parco Naturale Regionale della Lessinia. Ti aspettano escursioni, passeggiate tra le malghe, musei, sport estivi e invernali e molto molto altro ancora. Informati sul sito lessiniapark.it.